Patto di famiglia, passaggio generazionale dell'impresa e benefici fiscali. Con il patto di famiglia, l'imprenditore trasferisce ai suoi discendenti, in tutto o in parte, l'azienda oppure le quote societarie che detiene. Vi è una disposizione fiscale in base alla quale i trasferimenti di quote o d'azienda avvenuti tramite patto di famiglia non vengono tassati. Con tale disposizione il legislatore ha inteso favorire il ricambio generazionale all'interno delle imprese di famiglia. Tuttavia sarà possibile fruire di tale beneficio fiscale ad una condizione, ossia che il beneficiario continui ad esercitare l'azienda o continui a mantenere il controllo societario per un periodo di almeno 5 anni dal momento dell'avvenuto trasferimento. Ciò significa dunque che il beneficiario non può disporre delle quote o dell'azienda ricevute? Sostanzialmente sì, però c'è una scappatoia. Egli infatti potrà cedere la sola nuda proprietà delle quote o dell'azienda, riservandosi su di esse il diritto di usufrutto. Infatti, così facendo, a parere della stessa Agenzia delle Entrate, posto che l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, egli continuerà a gestire l'azienda e a detenere il controllo societario, non decadendo così dal beneficio fiscale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web e seguiteci su Facebook.